Il colpo è avvenuto verso le 2:30 di questa notte. Quali sono i danni a livello del denaro e della struttura danneggiati? Purtroppo questa notte siamo stati informati di questo tentativo di rapina, andato sicuramente a buon fine come si può vedere, non è stato infatti un bel risveglio. La quantificazione dei danni ancora è presto per farla, perché all'interno la filiale è veramente messa male, insomma, ecco. E quindi l'entità non siamo in grado di definirla. Adesso i tecnici della nostra banca stanno facendo dei sopralluoghi soprattutto per mettere in sicurezza anche lo stabile, perché potrebbe anche essere che lo scoppio abbia magari creato qualche danno a livello strutturale, però parrebbe di no, insomma, in prima battuta. Quindi adesso l'attenzione della banca è rivolta a mettere insomma, i locali in sicurezza sia per il personale ma anche e soprattutto affinché la galleria sia fruibile, insomma, dalla cittadinanza di Pieve di Soligo. Poi il contenuto del bancomat è stato rapinato in toto, ma dirle adesso l'ammontare non siamo in grado, insomma, ecco. E per quanto riguarda gli autori del gesto, è possibile riuscire a risalire a loro tramite le telecamere? Si sono già attivati per avere qualche indizio? Sì, chiaro, le forze dell'ordine già questa notte alle 2:30 eravamo qua tutti, c'era la polizia, c'erano i carabinieri e adesso sono in contatto con la nostra sede di Tarzo che in via remota adesso metterà a disposizione tutti i filmati, le registrazioni che il nostro impianto di videosorveglianza ha fatto, insomma, ecco.